le formazioni in campo. Il Licata di Tommaso Napoli presenta in porta Fagone, numero 2 Pira, 3 Piangente, 4 Butticè, 5 Armenio, 6 Semprevivo, 7 Iannello, 8 Grillo il capitano, 9 Nuccio, figlio dell'allenatore dell'Acragas Santino Nuccio, 10 Bernardo, ex bomber del Favara, 11 Mustafa. Il Camarat di Renato Maggio risponde con Pellitteri tra i pali, Bonito, Fragapane e Canzoneri, Canfarotta, 6 Privitera, 7 Azzarello, 8 Cumbo, 9 Panepinto, 10 Marco Di Piazza, 11 Licastri. Angolo per il capitano Grillo, attenzione, il cross in aria, la palla è lì, con le mani ha colpito un giocatore del Licata e la munizione è sacrosanta per Bernardo, che ha provato a schiacciare il pallone con un gesto pallavolistico e allora subito cartellino giallo per Bernardo. Marco Di Piazza per Canzoneri, buona chance per il Camarat, Canzoneri, attenzione Licastri, la botta, la parata di Fagone, palla gol per il Camarat al quinto del primo tempo. Attenzione, salgono anche i difensori centrali del Licata, parte Grillo, la sua palombella, la palla è lì, rete, ha segnato il Licata con Bernardo, rete del Licata, Bernardo al 7° minuto, sblocca il derby, esplodono i tifosi del Licata, eccoli lì, far festa, Bernardo, parte Privitera, Fragapane, la palla gol, fallita clamorosamente dal giovanissimo Fragapane. Iannello, il duello con Nazzarello, superato, ancora Iannello, il cross per Mustafa, attenzione, stop, tiro, parata di Pellitteri, palla gol, colossale per il Licata. Entra deciso su Grillo, attenzione Panepinto, supera 2 avversari, Panepinto, attenzione, Licastri alla palla buona, Licastri la botta, Fagone, salva il Licata. Licastri se ne va, attenzione Licastri, entra in aria, Licastri, ancora Licastri, la conclusione, Fagone, c'è. Attenzione a Bernardo che serve Nuccio, si accentra Nuccio, attenzione Nuccio, è libero Mustafa, riceve il pallone, Mustafa, il tiro sul fondo. Il Licata ha sprecato il 2-0. 35esimo del primo tempo, Camarat 0 Licata 1, parte Privitera, il suo cross, attenzione, Fagone, ancora lui, tiene in vantaggio il Licata. Angolo battuto, Privitera, parata, poi Licastri non riesce a metterla dentro. Il Licata si era addormentato, ma Fagone compie un altro miracolo su Gioacchino Privitera. Fischia Marrazzo, parte Privitera, è un tiro in porta, Fagone, ancora lui, salva il Licata e lo tiene ancora in vantaggio. Parte Privitera, la conclusione, palo, rete, ha segnato il Camarat con Licastri ed è un pari strameritato per il Camarat. Esplode lo stadio del Salaci. Licastri pareggia per il Camarat, punizione di Privitera deviata dalla barriera, il palo e poi tap-in vincente di Daniele Licastri per l'1-1. E con largo anticipo, senza il recupero, Marrazzo decreta la fine del primo tempo, 1-1, Bernardo per il Licata, Licastri per il Camarat, i due bomber decidono finora il derby. Privitera, il cross, attenzione, la palla è lì, spazza via Butticè, Canzoneri, la sua conclusione, Fagone. Parte Grillo, il suo cross, la palla è lì, poi Nuccio e Pellitteri, salva il Camarat. Palla gol per il Licata, il passaggio per Mustafa, non c'è fuorigioco, Mustafa, la conclusione, Pellitteri, sempre lui. Passaggio lungo per Bernardo, non c'è fuorigioco, attenzione Bernardo, tu per tu con Pellitteri, Bernardo, poi, ma c'è fuorigioco, il gol non è valido, il fuorigioco è nettissimo. Angolo per il Camarat, attenzione Privitera, la conclusione, Fagone! Bisogna fare una statua al portiere del Licata che sta salvando la
propria porta. Il Camarat, Azzarello, la palla è lì, Marco Di Piazza, esce Fagone con i pugni, allontana Primitieri, la conclusione sul fondo. Applausi per il Camarat. Grillo, giù, il fallo di Licastri, lascia proseguire per il vantaggio l'arbitro. Iannello, attenzione, Iannello, la conclusione, Pellitteri, sempre lui, dice di no Licata. Parte Nicola Bonito, Fagone grida, vuole il pallone, ma esce con le mani fuori dall'area di rigore. Attenzione, e il regolamento dice che Fagone deve essere espulso. Punizione per il Camarat, l'arbitro non prende nessun provvedimento. Piazza è libero a sinistra, allora ha spazio per accentrarsi e provare il cross. Eccolo sul secondo palo, la palla che sfiora la traversa e termina sul fondo. Parte Grillo e un tiro in porta, Pellitteri sicuro. Il suo cross sul secondo palo, Bernardo di testa, palla sul fondo, palla gol per il Licata con Bernardo. Pane Pinto al centro per Marco Di Piazza, Primitieri, il cambio gioco per Licastri, attenzione Licastri, la porta è vuota, Licastri non va, clamoroso. Allo stadio dei Salaci il Camarat ha avuto la palla della vittoria con Licastri. Poi Licastri giù, non c'è fallo, si prosegue, Marrazzo non fischia più e allora chance per Devola. Devola entra in aria, attenzione, su di lui Canfarotta, spalle la porta per Devola, doppio passo, il cross buono, esce Pellitteri, perde il pallone, Piazza, rete, ha segnato il Licata. Pellitteri ha commesso la papera clamorosa e il Licata al 91esimo ha segnato con Stefano Piazza. Ogni commento è superfluo. Piazza non ha perdonato e il Licata sbanca lo stadio dei Salaci grazie ad un errore di Vincenzo Pellitteri. Ha ammutolito lo stadio dei Salaci. C'è sconforto in casa Camarat al 91esimo. L'ex Favara, Piazza, castiga il Camarat, attenzione, angolo, traversa, no, la palla rimane in campo, è incredibile, la traversa di Primitieri. E finisce qui la partita, vince il Licata 2-1 contro il Camarat, papera di Pellitteri al 91esimo e il Licata sbanca lo stadio dei Salaci 2-1.